Altro vino degno di presentazione di questa azienda è il Picolit, vino particolare che Annalisa ci racconta un po'. Anche il Picolit ha una sua storia. È un vitigno, un DOCG dei Colli Orientali. Da tantissimi anni che abbiamo questa bottiglia, non ho mai voluto cambiarla perché secondo me ormai la mia azienda identifica il Picolit con questa etichetta quasi ramata ed è un vino che io apprezzo sempre di più. E un consiglio che do abbinati ai dolci tipici del territorio, anche comunque, un bel passito, un buon passito, non ti impasta la bocca, non è stucchevole non è stucchevole, bravo, non mi veniva la parola. Se la parte zuccherina è in armonia con la parte di acidità, esatto. Non resta stucchevole ma resta esatto, armonico. perché è così pregiato, al di là della sua raccolta tardiva, al di là dell'appassimento, al di là dell'affinamento in legno, poi in bottiglia, eccetera. È perché la pianta ha il cosiddetto aborto floreale, ossia è talmente debole e fragile che non riesce a impollinare tutti gli acini del grappolo, ne restano solo pochi e grazie comunque all'aiuto del lavoro delle api, dell'impollinazione e dove è vicino comunque abbiamo sempre qualche pianta di verduzzo che aiuta. Ecco, quest'anno, come se non bastasse, il Picolit che è molto fragile, molto debole, 21 aprile l'abbassamento della temperatura ha sofferto tantissimo. Diciamo che il clima quest'anno ha messo un po' i bastoni tra le ruote. Esatto, ma per questa varietà in particolare, perché già fragile e debole di suo e basta poco per poi non riuscire ad andare avanti nella maturazione. Per cui Picolit 2017, non so. Perciò dobbiamo approfittare di quello che c'è adesso. Sì, esatto.